Eder. Mech. Pallister. Il caso di Liliana Resinovic ha raggiunto un punto particolarmente significativo e delicato, grazie ai recenti sviluppi derivanti da approfonditi esami da parte dei periti coinvolti. Questi esami hanno permesso alla Procura di Trieste di considerare seriamente una rivalutazione completa dell'indagine. Ciò suggerisce che nuove piste, scoperte e rilevanti aspetti potrebbero emergere, rivelando sfaccettature precedentemente trascurate e promuovendo una riflessione più profonda su questa intricata vicenda, la quale ha attirato l'attenzione e l'interesse del pubblico su larga scala. Federico Frezza, attualmente procuratore facente funzioni a Trieste, ha condiviso alcune informazioni riguardanti la perizia condotta da un team di consulenti esperti nel settore, composto da figure di spicco come Cristina Cattaneo, Vanin, Leone e Tambuzzi. Nonostante la nota sia stata concisa, essa ha catturato l'attenzione dei mezzi di comunicazione e del pubblico, che segue con grande interesse ogni sviluppo. Frezza ha evidenziato l'importanza del minuzioso lavoro dei periti, che ha portato alla luce la necessità di una profonda rivalutazione dell'inchiesta riguardante la morte di Liliana Resinovic. Questo indica che potrebbero essere intrapresi ulteriori accertamenti e che nuove prove potrebbero essere acquisite. Tuttavia, al momento, i dettagli relativi a queste nuove acquisizioni restano confidenziali e non sono disponibili al pubblico. Questa dichiarazione del procuratore si colloca in un contesto particolarmente complesso e critico, caratterizzato da una costante attenzione verso il rispetto della giustizia e della trasparenza. Il continuo evolversi degli eventi ha sollevato dubbi riguardo all'operato precedente e alle direzioni future del procedimento giudiziario. Viste le circostanze delicate, è essenziale che ogni progresso venga gestito con grande cura e rispetto per la riservatezza e la dignità delle persone coinvolte nella vicenda. Un elemento significativo emerso dalla nota della Procura è il cambiamento di personale all'interno dell'ufficio stesso. Il pubblico ministero originariamente incaricato del caso di Liliana Resinovic non è più in servizio, e la conduzione dell'inchiesta è ora nelle mani di un nuovo sostituito procuratore, continuando a garantire l'efficienza dell'indagine. Frezza ha confermato che il nuovo procuratore ha già preso in carico il fascicolo, suggerendo che l'indagine possa addirittura trarre beneficio da questo avvicendamento, con un approccio potenzialmente rinnovato e una vitalità rinfrescata. Tale cambio di personale potrebbe offrire una prospettiva nuova, rispetto all'approccio adottato dal precedente procuratore, permettendo di esplorare nuovi angoli di visione e di condurre un'analisi critica sugli elementi già raccolti. In casi di così alta notorietà, un avvicendamento simile è una mossa delicata ma necessaria per assicurare che il processo di giustizia proceda con rigore e equità. Seguendo da vicino l'evolvere della situazione, il pubblico continua a mantenere un alto livello di interesse per una vicenda che continua a catturare le emozioni di molti. Nel frattempo, l'opinione pubblica è implacabilmente curiosa e desiderosa di comprendere le dinamiche e i retroscena di quest'affare complesso e intricato. Con un nuovo procuratore alla guida e con l'analisi dettagliata della perizia in corso, il futuro del procedimento d'indagine promette di fornire ulteriori spunti per approfondimenti e possibili rivelazioni, continuando a tenere tutti con il fiato sospeso in attesa di nuove evoluzioni. Io mi sono sentito stamattina con Alice e Paolo Bevilacqua, che sono i miei legali, e mi ha detto: Sebastiano, qua attendiamo di poter avere accesso a questo fascicolo, a queste cose che sono state depositate. Dopodiché prenderemo atto, vedremo quelle che sono le cose. Io indiscrezioni ti dico, sono molto scettico su tante cose. Io non parlo di queste, ma in generale io quando lavoravo al Messaggero certe indiscrezioni sono sempre state così un po' lasciate là. Noi ci aspettiamo i fatti, quello che veramente la dottoressa Cattaneo ci potrà dire. Io mi tormento, non riesco a capire come una persona possa aver ucciso mia moglie e congelata, impacchettata e riportata lì. Ma a quale scopo, scusa? Questo non riesco a capire.
Liliana è stata fatta ritrovare perché chi l'ha uccisa aveva interesse affinché fosse ritrovata, contrariamente a un killer canonico che invece ha interesse affinché il corpo non si ritrovi. Perché Liliana è stata fatta ritrovare? Perché forse qualcuno così evitava di attendere 10 anni? A ciò c'è una sola alternativa, e l'alternativa consiste nel fatto che invece, come dice il garibaldino, Liliana sia stata uccisa proprio da quelle parti, ed essendo stata uccisa da quelle parti, qualcuno, per non rischiare di trasportarla ed essere beccato, l'ha lasciata lì. Uno ammazza una persona, poi lo prende, lo butta là, lo fa qua, cioè proprio non ce la faccio. Non era più semplice magari abbandonarla lungo una strada, qualcosa, farla ritrovare così anche subito, no? Che scopo c'è di aspettare? Lo scopo di aspettare è semplice: più attendi e più le telecamere di Trieste si cancellano e gli inquirenti non possono ricostruire i fatti. Inoltre, più attendi, più il corpo viene mangiato dagli animali e quindi diventa impossibile per un medico legale ricostruire la causa. Io spero che vengano Sì, il sentite, fatto- tutte le persone secondo me devono essere sentite, perché a un certo punto concentrarsi su me, su questo pseudo amante, queste cose qua. Sentiamo un po' tutti, possono essere i familiari, i vicini di casa, tutte le cose che indubbiamente ruotano sulla vita di Liliana. Io spero chiedo di essere magari anche sentito, per carità, non ho niente da nascondere, ma voglio che sia fatto anche sulle altre persone questo. Tutti devono essere sentiti, tutti devono giustificare determinati atteggiamenti. Sono passati 3 anni, 2 mesi e rotti giorni dalla scomparsa di mia moglie, e veramente questi sono i momenti più duri, difficili per me, perché queste cose che non escono, che escono magari in ritardo, io spero proprio di avere delle risposte, spero proprio tanto. Non è più possibile andare avanti così. Cioè veramente sono al limite, Diciamo che avevo fiducia nelle indagini, perché comunque i miei consulenti mi tenevano sempre al corrente delle cose. Ma la storia del congelamento l'ha tirata fuori il generale Garofano. Veramente il generale, così come l'Abruzzone, hanno sempre pensato più a una morte ascrivibile al 3-4 gennaio. È un mio consulente. E anche il dottor Barisani è stato il primo a dire: guardate che sul corpo di Liliana c'erano queste lesioni. Sì, il generale Garofano rispondeva sempre che non era vero che Barisani l'avesse detto, dicendo che aveva cambiato idea. Tutte queste ipotesi, queste cose a cui non credo. Comunque quando è successo, questa data proprio importantissima secondo me, è fondamentale per cercare di capire tante cose, insomma. E spero proprio che venga fuori questa verità. Buon pomeriggio, caro Eder. Anche questa volta ho anticipato correttamente. È in corso un'attività di indagine secretata che non può essere divulgata. Ciò alla luce della perizia della Cattaneo e del suo team. Si indaga su un'altra pista e su nuove acquisizioni, quindi che vanno in altra direzione. Personalmente ritengo, per esperienza e maturità, che si entri definitivamente dentro l'ex OPG. Vi spiego perché e per quale motivo leggete il titolo. Esperimento finito male. Parlerò anche di Sebastiano e Claudio, ma badate bene, loro non hanno a che fare direttamente con la morte se non in modo indiretto. E capirete bene il motivo. Ti faccio i miei complimenti, Eder, per la scoperta della data di morte del dottor Weiss, proprio il 14 dicembre. Forse un caso oppure c'è dell'altro. Detto ciò, capirete meglio di questo esperimento e di un incidente di percorso avvenuto. Sì, lo possiamo chiamare incidente. Capirete perché? E capirete perché Sebby si comporta come anaffettivo, come soggetto che sapeva. Non vi nascondo che ho avuto varie ipotesi nel tempo. Ciò dovuto al fatto che avessi pochi elementi e che gli inquirenti avessero preso una direzione unica in un primo momento. Poi, come sapete, mi sono scusato con voi. Adesso però sono convinto. Su questa unica pista non cambierò più idea perché ho raccolto troppi elementi, e ciò mi dà la certezza su quanto dico. Parliamo quindi di un incidente avvenuto durante un esperimento sociomentale con Lili ad opera di terzi, dell'area socio-sanitaria mentale. Ma prima di addentrarmi su esso, vi parlo di Sebastiano e Claudio. Sebastiano era un uomo ferito, perché Lili l'ha lasciato il 13 sera, riponendo anello e catenina mamma.
Ha pianto tanto. Sebastiano per questo non la cerca. E non è affettivo, ma non lo vuole dire. Andrebbe contro lui il dato. Lo stesso Claudio è stato stoppato. Sempre il 13. Quando Lily gli dice: non me la sento di convivere, sei troppo anziano. Queste cose Claudio non le dirà mai, tornano contro lui. La telefonata di 16 minuti. Emblematica. Da lì parte tutto. Claudio dirà è troppo intima. E non ne parlerò mai. Significa che tocca. La telefonata di pochi minuti del 14 dice che Lily gli disse: mettila, non verrò da te. Perché non possiamo credere ciecamente a quanto dice Claudio? Mi dispiace. Tanto è vero che Lily cancella la telefonata. Il rapporto è finito. Altro che Wind. E poi vengo da te. La verità vuole che Lily era oppressa mentalmente e molto triste. Ed aveva bisogno di un aiuto mentale. Ciò la porterà in quell'ex OPG. Lì avverrà il contatto con tale gruppo di aiuto mentale e di relazioni. Lì si avvia un esperimento finito male come un incidente. Ma badate bene, in mezzo ci sono i seguaci di Vice e sono persone importanti perché il mondo sanitario spesso fa rima con conoscenze importanti. Ecco perché l'indagine parte male, ma la Cattaneo è riuscita nell'impossibile. Il mio applauso meritorio. Grazie professoressa, sei unica. Ora ci si sta concentrando finalmente su questo mondo socio-sanitario e mentale. Un gruppo, una forma di associazione in zona via Weiss, che di facciata esternalizza pratiche di aiuto mentale, ma nella seduta intima e coperta del 14 è andato male qualcosa. Ma prima, la novità bomba Eder, nella borsetta di Lily già. Li erano i sacchetti biodegradabili, perché poco prima d'angolo, Damiano Chiesa, i terzi avevano i sacchetti subito pronti. Lo spago era pronto pure, perché sempre dentro la borsa presente. Lily lo usava per chiudere i sacchetti. Avete capito la novità bomba? Tutto pronto all'uso dai terzi dopo la morte di Lily per contenere i liquidi e sangue. Poi, per simulare il suicidio con soffocamento autoindotto. Ciò quindi puntualizzato, adesso vi parlo della pratica terapeutica finita malissimo. Una sorta di gioco e non doveva iniziare così, perché spiegato diversamente a Lily. Siete pronti? Tenetevi forti sulla sedia. Lily viene ricevuta quel 14 dicembre. È in ritardo. La vedetta scooter esiste e riferirà che sta arrivando. Ha un ruolo quindi. Lily dopo le 9 sarà dentro l'ex OPG e lì si avvia l'esperimento. Esso prevede una seduta a 3, 2 uomini in mezzo. La aiutano a stare serena, ma prevedono di toccarla. E ciò secondo un protocollo terapeutico. Esperimento in corso e ciò manda in tilt Lily. Ricordiamo DNA su pantaloni, slip. Poi la difesa di Lily. Non voglio più. Si va oltre. La difesa con unghie e mani. Iniziando a urlare, viene zittita. Qualcosa alla bocca viene premuto. Rovina per terra battendo la tempia. Comincia l'asfissia e lo scompenso cardiaco. Muore. Le lesività non sono di un pestaggio duraturo. C'è una manata e poi il soffocamento sulla bocca. Stai zitta, non gridare. Ma non immaginavano mai potesse morire la donna. Ciò è quanto ipotizzo e su cui insisto. Il resto mette in paura i due, la carriera, oltre che le responsabilità penali. Cosa fare adesso? Frugano nella borsa. Dentro trovano i sacchetti e dello spago. Lily in casa ne aveva molto perché lo usava per molte cose. Si ricordano del decesso asfittico. Pensano intanto chiudiamo la testa che perde sangue. Tolgono lo scaldacollo che già ne era intriso. Poi nascondono il corpo per prendere tempo. La rivestono con guanti. Niente più DNA da quel momento. La portano in un magazzino seminterrato con celle refrigeranti. Non sarà congelata, ma refrigerata per arrestare i gas putrefattivi che potevano far sentire l'odore del cadavere in decomposizione. Poi cercano di capire cosa ne penserà la procura nelle indagini. E se si penserà al suicidio, allora solo dopo. Faremo trovare il corpo. Non prima, signori. Adesso seguitemi bene nella ulteriore novità che vi darò oggi perché è devastante. I primi giorni di gennaio 2022 si cercava e si indagava ancora. I terzi potevano disfarsi del corpo, ma pensano che si può fare meglio. Il suicidio pone fine a ricerche, indagini, poi pensano al marito. Tutti crederanno al suicidio. Infatti così è stato per 3 anni. Il loro piano ha funzionato del resto, no? Non credevano ai loro occhi.
archiviazione per suicidio. Se non fosse stato per la Cattaneo, sarebbe stata cosa definitiva. Mi capite perché hanno fatto trovare il corpo? Inoltre, hanno conoscenze, sono ben radicati sul territorio. Quanto a Sebbi, lui è stato lasciato e si è sentito tradito da lei, ma farlo passare per assassino è troppo. Ha paura di essere indagato, ovvio, per questo lo vedete così e poco affettivo. Ciò detto, verrà presto fuori che Lily ha avuto un'altra frequentazione da giorno e con un conoscente di oltre mezza età inserito in questo gruppo terapeutico, e si incontrarono di nuovo proprio quel 14 dicembre. In un esperimento finito. Male, molto male. Siamo sulla strada giusta adesso. Ora sì, finalmente dopo 3 anni. Vedrete che verrà identificato il terzo. La direzione porta in un luogo preciso, ormai da giorni, che abbiamo identificato vicino al posto delle fragole. Ed infine, non dimentichiamo la mesalazina trovata nel corpo di Lily. Non può averla assunta in compresse, perché non soffriva di patologie intestinali o del morbo di Crohn. Unica possibilità è di aver preso parte tramite un contatto diretto con la saliva di un terzo. Il suo aggressore aveva preso dopo la colazione una compressa non rivestita contenente mesalazina? La possibilità esiste. Eder mostra, per favore, la ricerca. Sì, signori, l'uomo ha patologie, e ciò corrisponde con la sua età, di oltre 60 anni. È coetaneo di Lily e lei lo conosceva. Questi gli ultimi dati che stanno emergendo. Lily, lo ripetiamo, aveva chiuso con Sebastiano. Lo ha lasciato definitivamente il 13 sera. Stessa cosa ha fatto il 14 mattino con Claudio, dicendogli che non sarebbe andato da lui, chiudendo in fretta la telefonata e cancellando il suo numero. Questi ormai sono punti fermi. Non convinte a nessuno dei due dire il contrario per ovvi motivi. Chiaro, no? Piove sempre sul bagnato, così si scopre che la nuova fidanzata di Loris Bianchi ha tra gli amici social Sebastiano Visintin. Ehi, non dimenticare di iscriverti a questo canale.